Grazie di essere qui. Allora iniziamo subito il convegno dando la parola a Giovanni Tommasi, che ci parlerà degli artigiani della pietra e dell'argilla. Buongiorno a tutti. Io e Silvia abbiamo fatto appunto gli artigiani della pietra fra l'inizio del 200 e la prima metà del 600 in un territorio che va da Miane a Caneva. Sono una dozzina di comuni attuali, di cui il principale è Vittorio Veneto, e in tutto sono un po' più di 560 persone. Con questo capitolo noi stiamo allargando quello che è un database di informazioni proprio su professionisti di varie attività, che è interessante perché è una base documentaria sia per gli studiosi di storia, di economia, di demografia, ma anche di onomastica, di genealogia e naturalmente per tutti i curiosi. Con oggi siamo arrivati a 1800 persone che hanno lavorato e vissuto in questo territorio, quindi una base già abbastanza consistente. Per quanto riguarda quelli che sono gli artigiani della pietra, sono pietra e derivati della pietra. Quindi per quello che riguarda la pietra, abbiamo studiato lapicidi, muratori e moler. E per quanto riguarda l'argilla, cioè i fornaciai, abbiamo studiato sia i produttori di laterizi, sia i produttori di terracotta, quindi pignatari, che coverzadori, cioè quelli che facevano i tetti, e anche quelli che utilizzavano le fornaci per altro scopo, cioè i produttori di calce. Ultimo, i vetrai, in quanto anche il vetro proviene dalla selce, quindi siamo sempre sul minerale. Cominciamo con i lapicidi. I lapicidi che abbiamo trovato noi sono 150, e di questi 150 il 60% sono immigrati o discendenti di immigrati, quindi una percentuale molto alta, spiegabile col fatto che qui ci si trova all'inizio, finisce la pianura, iniziano le colline e le montagne, quindi ci sono le cavie di pietra che chiaramente a Treviso per esempio o anche a Conegliano non ci possono essere. Quindi questo ha costituito un motivo di immigrazione di specialisti da altre zone che potevano cavare la pietra qui, lavorarla e in pianura trasportarla senza grossi problemi verso sud, quindi quelli di Caneva verso Sacile, quelli di questa zona verso Conegliano, Oderzo e Treviso. Questo è stato il motivo per cui l'immigrazione è stata così forte. L'immigrazione è più che altro dalla Lombardia, con anche comunque presenze bellunesi e friulane, che sono i territori contermini. Per quanto riguarda appunto questi masteri, si tramandavano di padre in figlio il mestiere, per cui si sono formate delle botteghe, in botteghe che durano anche secoli. In un caso, quello dei Tarsia di Ceneda, noi li abbiamo documentati dal 1453 fino a tutto il periodo considerato metà 600, ma suppongo che abbiano continuato anche dopo. Le botteghe principali a Ceneda sono i Tarsia, che sono di origine zoldana, e gli Zanco, che provengono dalla Val Camonica. Per quanto riguarda i Tarsia, già i primissimi documentati, cioè Giovanni, che è il primo, lavora dal 1453 al 1489, e suo figlio Lorenzo dal 1478 al 1526, questi due anche insieme hanno lavorato su tutto il territorio circostante, per cui lavorano sia alla cattedrale e a vari edifici
edifici di Ceneda. Troverete tutto negli atti, perché abbiamo trovato centinaia e centinaia di lavori, per cui siamo in grado di dare una data e un nome a chi ha fatto i lavori in pietra che circondano tutta la zona. Comunque questi, a parte lavorare a Ceneda, che hanno scelto per venire a lavorare, li troviamo a Conegliano, dove già Giovanni, quindi siamo verso 1470, fa la parte ornata della piazza principale di Conegliano su richiesta del Consiglio Comunale di Conegliano. E poi lui e il figlio sono quelli che fanno il volto dell'abside del Duomo di Sacile. Lavoreranno anche a Serravalle sempre e per il Consiglio e per vari monasteri, conventi e chiese, e poi lavorano anche alle chiese di San Pietro e alle chiese di Santo Stefano di Belluno. Come vedete è una committenza piuttosto vasta e una committenza importante, perché sono tutti consigli cittadini o grandi chiese come le cattedrali o conventi e monasteri, quindi dovevano essere famosi e importanti e ben noti già all'inizio. Per quanto riguarda Serravalle, la famiglia, diciamo la bottega più importante è quella dei Caprioli. I Caprioli provengono da Stevenà, una frazione di Caneva, sono attestati dalla metà circa del Cinquecento a Serravalle e lì metteranno in piedi una bottega notevolmente importante. Vi cito solo due casi. Il primo è Bartolomeo Caprioli, fa il pavimento e gli scalini che vi portano dell'abside della cattedrale di Belluno e nel 1625 riceve l'ordinazione di costruire la facciata della cattedrale di Belluno. Quindi voi capite che si tratta veramente di un personaggio importante e ben noto, perché non era facile lavorare in altre zone, c'erano anche lì i lavoratori locali. Un altro della famiglia è Francesco Caprioli, nasce a Serravalle nel 1596, verso 1630 si trasferisce a Venezia e morirà a Venezia poi nel 1670 e sarà uno dei professionisti più conosciuti in quest'arte a Venezia. Qui ha lasciato niente di documentato, a parte l'atto di nascita naturalmente, ma molte cose attribuite sia al convento di Santa Giustina, sia all'attuale Palazzo alla Pasini, sia in quella che era la primitiva chiesa di Santa Maria Nova. Questi sono i principali, poi c'è una grossa famiglia che è da Sarone, che abita a Caneva e che anche quelli resteranno lì a Sarone e lavoreranno anche per Sacile, ma poi passeranno anche a Venezia. Per quanto riguarda la categoria successiva, che sono i muratori, sono 300 persone e di questi circa la metà sono di provenienza esterna. La maggioranza sono comaschi, sono quelli che sono conosciuti nella storia dell'arte italiana come mastri comacini, che partono dalle zone di Como e si diramano a tutta Italia, per cui la loro presenza è molto forte anche qua. Non partono dall'attuale provincia di Como, partono dalla diocesi di Como, che comprendeva a tempo anche la Valtellina, per cui per esempio abbiamo anche un quadrio, lo dico perché poi c'è, e moltissimi, diciamo la stragrande maggioranza, sono ticinesi, cioè vengono dalla valle di Lugano o dalle vallate poste sopra. Costituiranno botteghe mobili sul territorio, ma di cui alcune proprio localizzate a Ceneda, come i Cerri, i Cordi, i Silotti, e altre in tutta la zona, e anche di questi abbiamo trovato un'attività direi quasi frenetica un po' dappertutto, non solo per le grandi committenze ma anche per i cittadini normali, nobili o non nobili, per cui costruivano le case. Devo dire che
nelle prime documentazioni, quelle duecentesche, con murarius si intende non solo quello che per noi è il muratore, ma anche l'apicida, cioè lo scultore. E proprio primissimi nel 200 sempre in quel secolo abbiamo uno splendido esempio di arte gotica ancora conservato, che è il chiostro dell'abbazia di Follina. Se voi entrate sulla destra troverete la lapide del 1268 che dice: sotto il regime dell'abate Tarino questa opera fu costruita dai mastri Zaro e Armano. Siamo nel 1268, Zaro è Lia Zaro da Valdobbiadene, che lavora a Follina per oltre 20 anni, e Armano è Armano da San Lorenzo di Vittorio Veneto, ovviamente, il quale è un converso, quindi un laico che lavora e si trasferisce con la sua famiglia a abitare alla Follina e entra nel regime sociale della Follina come per quello che sa fare, cioè muratore e lapicida, e in morte nel 1276 lascerà parecchi beni immobili all'abbazia. Non è facile trovare un lavoratore del 1200, perché questo è documentato dal 1235 al 1276, per cui oltre 30 anni, e trovare ancora un lavoro effettuato da lui, e quindi questa è una cosa secondo me notevolissima per quel tipo di lavoro. Per quanto riguarda Serravalle, diciamo così, le famiglie e le botteghe maggiori sono i da Fadalto, che continuano come Fadalti al giorno d'oggi, e gli Scrucis, meglio successivamente Crucis, che sono di origine tedesca. Queste sono le botteghe principali. Tenete presente che per quanto riguarda sia i lapicidi che i muratori, qui si va da chi cava la pietra e la sbozza a chi, con termine moderno, viene chiamato ornatista, cioè è in grado di fare piccole figure in ornato, di solito fiori o ornati geometrici, allo scultore. Poi ci sono gli impresari e ci sono i progettisti, perché i migliori fra di loro sono in grado di fare disegni, e disegni su carta o su pergamena, dipende dal periodo, o modellini in legno secondo le richieste del committente, e quindi seguire la traccia che essi stessi hanno fatto. Abbiamo trovato anche casi appunto di modellini in legno fatti per costruire qualcosa. Quindi sono maestranze piuttosto polivalenti, diciamo. L'ultimo è Moler. Moler è una specializzazione, ma lo chiamavano proprio così, è chi cava le mole, cioè le macine da mulino, quello che in italiano si chiamano pannenti. Sono localizzati specialmente a costa di Serravalle, a costa di Fregona, dove avevano le cave, una famiglia anche nella parte orientale di Refrontolo, che poi gravita e si sposta a Corbanese e prenderà proprio il cognome Moler. Questa è una stranezza, diciamo, ma ci sono anche questi. Poi abbiamo tutta l'infinita serie di chi adopera le fornaci, per cui sono una settantina di persone, quindi abbastanza. Questi sono quasi tutti locali, perché conoscevano bene il territorio, sapevano dove potevano trovare l'argilla, e quindi non sono documentati molti immigrati in questo particolare tipo di lavoro. I più antichi sono tutti quelli di Cappella, e uno lo possiamo vedere ancora oggi perché Mastro Andrea dalle fornaci di Cappella si è pagato un affresco devozionale nella chiesa della Mattarella, quindi lo potete vedere ancora adesso inginocchiato lì vicino. Lui è quello che ha pagato nel 1503 e quindi si è fatto anche raffigurare. Anche questa è una stranezza, diciamo, non è facile trovare per quelle date la fotografia di uno di questi signori.
fornaciai hanno una cosa strana che è un caso per la fornace di Cozzuolo. La fornace di Cozzuolo era di proprietà del nobile Angelo Conte di San Vitale nell'Emilia occidentale. Lui era comandante di tutto l'esercito di terra veneziano a partire dal 1450 fino alla morte nel 1467. Per motivi ignoti era proprietario della fornace di Cozzuolo, per cui abbiamo trovato sia una serie di presenze sue tramite procuratore, sia anche l'attività di questa fornace che nel 1465 lui concorda con 2 fornaciai di Ceneda la produzione entro 4 mesi di 40.000 quadrelli, cioè sono delle lastre quadrate in terracotta per i pavimenti, e 25.000 cuppi, che è una produzione piuttosto grossa per quel tempo da farsi in 4 mesi. Lui muore poi nel 1467 e subentra nella conduzione la vedova, che è una sforza, quindi tanto per dire di che cosa stiamo parlando. Sempre come fornaciai abbiamo i produttori pignatari, cioè i produttori di tutte quelle che sono le stoviglie, che utilizzano sempre le fornaci, anche queste. I principali sono quelli di Rolle, su cui esiste già anche una notevole bibliografia, che hanno già una ducale in loro favore nel 1395, quindi vengono riconosciuti a livello statale come produttori di queste cose. Seguono altre documentazioni del Podestà di Treviso della prima metà del 400, abbiamo anche una sottospecie di censimento del 1645, c'è la lista di tutti, sono 16 capifamiglia, per cui voi capite che a Rolle 16 capifamiglia moltiplicato 6 o 7 persone per ogni famiglia, non ci dovevano essere molto di più di 100 abitanti a Rolle, tutti facevano quel mestiere. Sempre per quanto riguarda le atterizie abbiamo trovato i coverzadori. I coverzadori sono quelli che facevano le capriate e mettevano giù i tetti. L'abbiamo trovato per caso, non esiste neanche nessuna documentazione su questa. Nel 300 si chiamano copertor, dalla metà del 500 in avanti si chiamano coverzadori o quarzicoppi. Qui sono tutti locali e la famiglia più importante sono i Tizianello o Demiet di Ceneda, che è una bottega per generazioni va avanti con questo mestiere, che doveva essere abbastanza difficile, perché non si trattava solo di mettere giù coppi, ma anche di fare capriate, di aggiustare tutto quello che c'era da aggiustare, e poi è sempre un lavoro innalzato, non facile da farsi, e un trasporto di tonnellate sul magari secondo o terzo piano di una casa. Ultimo abbiamo tenuto i vetrai. Vetrai ovviamente non producevano il vetro, perché il vetro è di monopolio veneziano praticamente, quindi sono o mercanti oppure gente che taglia il vetro e fa le vetrate. Voi sapete, in origine il vetro è costosissimo, ma a partire dal 300-400 comincia prima le grandi chiese e poi anche i cittadini più abbienti cominciano a avere le vetrate. Sono quelle a rullo, quindi tonde, diciamo così, con un cerchio di rame che le tiene insieme, non sono vetrate come quelle che abbiamo adesso. Le prime documentazioni di questo sono Conegliano nel 1406, quando è documentato un bottigliaro, quindi uno che è in grado di fare delle bottiglie. E poi dalla prima metà del 400 Conegliano ha già vetrai che forniranno anche Ceneda e Serravalle e anche i luoghi vicini. E abbiamo un Vitrearum Faber, quindi uno che è in grado di fare vetrate a Follina, proprio per i bisogni dell'abbazia, a partire dal 1450 circa, e successivamente si sposta a Conegliano, probabilmente finisce i lavori là, quindi si sposta da un'altra parte.
Serravalle i vetrai sono documentati tardissimo. Per dire, Oderzo ha già vetrai nella metà del 500, Belluno c'era già alla fine del 400. Il primo vetraio che troviamo noi altri è Donato Redolfo, che lavora a Serravalle fra il 1607 e il 1631, fornendo ovviamente vetri e queste tutte le chiese. Ringraziando il cielo, le chiese hanno conservato in buona parte le documentazioni dei lavori effettuati, per cui è facile trovare nomi e cognomi di chi fa e quando lo fa. Per cui di questo abbiamo un notevole massa di lavori. È di origine veneziana, nel senso che lui è nato a Venezia, si trasferisce a Serravalle proprio perché non c'è nessuno, non c'è concorrenza, e lui comincia a lavorare e a mettere su un'attività nuova per questa zona. Il vetro, abbiamo documentazione del vetro già piuttosto vecchi, perché già il Dazio della Muda di Serravalle del 1337 parla di quanto costa il vetro trasportato e che paga la Muda, e abbiamo documentazione per Conegliano sempre della Muda. Sono riusciti a conservare ancora i transiti della Muda, quindi sappiamo chi passava, dove andava e che cosa portava e quanto pagava. La cosa strana per il vetro è che ci sono due casi di trasportatori di vetro tedeschi, che quindi tedeschi austriaci, che lavorano, quindi che portano in Tirolo, a Brunico, portano il vetro con la gerla. Una cosa stranissima, però bisogna pensare che il vetro è un materiale facilmente rompibile, e quindi portarlo a Soma poteva, solo il carico-scarico poteva essere un problema. Comunque a noi fa specie pensare che un poveraccio partito da Venezia con una gerla carica di vetro va a Brunico, passa per Conegliano, per Serravalle, eccetera, e poi ritorna per un altro carico. Io penso che più di 30 kg non portasse, perché insomma 30 kg più la gerla più la roba da mangiare non poteva portare. È strano, però ci fa entrare proprio nella minuzia di quella che era la vita di allora, che aveva metri e misure completamente diversi dalle nostre. Abbiamo trovato anche uno stuccatore, perché a circa la metà del 600 cominciano a comparire lavori in stucco in gesso, per cui l'abbiamo messo dentro nei lapicidi, anche se l'apicida non è comunque lavoro a gesso, è un Corradini, non è una persona locale, però abbiamo documentato dei lavori fatti da lui. E per ultimo abbiamo ottenuto uno scultore ampezzano, Antonio da Col del Pezzo, che abita a Ceneda dal 1605 e fa un lavoro per il convento di Santa Giustina di Serravalle. L'abbiamo tenuto per ultimo e separato, perché non si capisce se con sculptor si intende uno scultore in pietra o uno scultore in legno, come sembrerebbe più probabile vista la provenienza. Questi lavoravano in legno di Cirmolo, venivano giù dall'Ampezzo, e come altri cadorini sono presenti parecchio in zona, quindi questo l'abbiamo tenuto separato. Non abbiamo fatto, noi di solito facciamo due indici su questi lavori: un indice delle località di località, non solo quelle di provenienza dei mastri, e questo l'abbiamo fatto anche questa volta. Facciamo sempre anche un indice dei lavori, per cui uno va a vedersi i lavori che può interessare. Non l'abbiamo fatto questa volta per il semplicissimo fatto che abbiamo trovato centinaia e centinaia e centinaia di lavori effettuati da varie maestranze, per cui era brutto da vedere come numeri, perché sono tutti numeri conseguenziali uno all'altro, è poco interessante. In più sono troppi, non era sporadico come per altre attività che abbiamo già fatto, e quindi chi vuole troverà, specialmente sotto i lapicidi e specialmente sotto i muratori, che sono in assoluto le categorie più interessanti, perché i loro lavori li vediamo ancora oggi, per cui si riesce a dare un nome a tutti i manufatti. Abbiamo trovato anche, per esempio,
pura curiosità, chi ha fatto quei 5 stemmi che sono sulla loggia in piazza. Di questi 5 stemmi 4 sono stati scalpellati in epoca diciamo napoleonica per distruggere i leoni di San Marco e tutto quello che poteva dar fastidio alla loro presenza politica. Uno è ancora visibile e sono stati fatti nel 1549 da un cenedese. Quindi abbiamo trovato veramente una marea, anche i campanili ne abbiamo trovati una mezza dozzina, campanili e fatti da chi. È un lavoro che ci è piaciuto, insomma, chiudo qua perché mi dicono che ho ancora 4 minuti, ma insomma negli atti troverete chi ha fatto, che cosa ha fatto e quando l'ha fatto e molto spesso anche quanto è stato pagato, quindi ci si può anche rendere. Vi dico proprio, ho fatto una stima che l'ho messa giù così, tanto per ridere. Abbiamo la cattedrale che compra continuamente mattoni e quindi abbiamo potuto fare fra il 1440 circa e il 1570 l'andamento economico dei mattoni, che hanno avuto diciamo così, un aumento annuale in costo dell'1,4%, è tantissimo, che vuol dire che un mattone costava nel 1440 una cifra, 100 anni dopo costava più del doppio, in periodi che tutto sommato non avevano quelle evoluzioni frenetiche dal punto di vista economico come il nostro. Quindi sono tutte particolarità che si possono trovare per chi è curioso all'interno di questo libro. Abbiamo messo anche parecchi lavori di cui non sappiamo la maestranza, ma sappiamo l'anno e sappiamo quando sono stati pagati e dove sono stati fatti. Diciamo, in questi c'entra anche la loggia, perché abbiamo trovato chi ha fatto le sale, la sala maggiore, i gradini, i stipiti, le finestre, le porte, c'è di tutto, insomma. È una miniera di dati che spero servirà a qualcuno. Grazie.